Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Orrore a Monreale, abusate in famiglia 2 sorelle. Tra gli orchi sospettati papà, nonno e zio. Le violenze durate più di un decennio, 4 arresti, c'è anche la mamma. Quando le vittime di violenze sessuali non hanno il coraggio di denunciare, a Bronte è nata la stanza zero per le confessioni indicibili. Comune e Prefettura di Palermo mettono in atto strumenti per contrastare violenza e criminalità. Istituzioni e autorità firmano il protocollo nazionale 1000 occhi sulla città. Per l'incendio a Fontanarossa 8 indagati tra i manager dell'aeroporto di Catania, fra loro gli amministratori della società di gestione, la SAC. Un atto dovuto, dice la Procura. Una nuova inchiesta del TG Sicilia, Catania insicura. Cittadini stanchi della microcriminalità, la sera anche in centro. Lamentano la scarsa presenza delle forze di polizia e chiedono che siano costanti i controlli sul territorio. Catania e i continui disagi per le interruzioni della distribuzione dell'acqua, ennesima e corso indipendenza, rubinetti a secco, senza informazioni per quasi una settimana. Calcio rinviata a Brindisi-Catania, vista l'inagibilità dello stadio di Taranto, la gara è stata posticipata a data da destinarsi. Bentrovati. Come a Caivano, orrore a Monreale. Abusate in famiglia 2 sorelle e tra gli orchi sospettati papà, nonno e zio. Le violenze durate più di un decennio. 4 arresti, c'è anche la mamma. Manlio Viola. L'orrore sembra non aver mai fine. Adesso tocca alla cittadina di Monreale, pochi passi da Palermo, finire al centro di una storia di violenza di gruppo maturata in famiglia. Una storia tremenda che sembra una Caivano bis, con gli occhi che sono appunto puntati sui familiari. Le vittime stavolta sono 2 sorelle, una delle quali oggi di appena 13 anni, l'altra soltanto 20enne, ma le violenze sono cominciate nel 2011, 12 anni di incubo. Una storia di pedofilia maturata a casa ad opera di parenti prossimi, con la complicità anche di una donna. Un vero e proprio inferno per le 2 ragazzine cresciute fra violenze e lesioni personali. 3 uomini e una donna sono stati adesso arrestati dai carabinieri di Monreale. Le accuse sono di violenza sessuale, violenza di gruppo e lesioni personali, con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti, con abuso di autorità nei confronti anche di minori di 10 anni. È una parola a segnare un eccesso di orrore questa, violenza sui discendenti. I dettagli non vengono resi noti per evitare di rendere identificabili le vittime, ma questa aggravante vuol dire che ad abusare delle ragazzine sono state un padre o un nonno o uno zio. L'inchiesta coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia ha fatto luce su reiterati episodi di violenza sessuale che sarebbero stati commessi appunto dal 2011 fino al 2023. La donna arrestata avrebbe tollerato e persino agevolato gli abusi, tentando di coprire le responsabilità dei congiunti. È ritenuta responsabile in concorso dei reati contestati proprio perché, a conoscenza dei fatti, avrebbe tentato di coprire i parenti. Un ulteriore orrore nell'orrore vissuto dalle 2 sfortunate ragazze. Gli stupri di gruppo di cui si occupa da giorni la cronaca sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno di violenza di genere che spesso le vittime non hanno il coraggio di denunciare. La stanza zero a Bronte raccoglie alcune di queste storie. Lorena Dolci. Varcare questa porta è il primo atto di coraggio. A volte ne seguono altri, a volte purtroppo no. La stanza zero, uno spazio voluto da Telefono Rosa all'Istituto Benedetto Radice di Bronte, il primo del genere in Italia, raccoglie in maniera anonima tante storie di violenza e maltrattamenti. Tenendo in considerazione appunto che si tratta di adolescenti, sono abbastanza timorosi. Quando entrano qui dentro provano, diciamo, anche un senso di vergogna. La stanza si chiama zero perché deve segnare un punto di ripartenza, quindi si riparte sempre da zero. Un punto di svolta perché si decide di dire basta, di fare qualcosa per cambiare il proprio
vissuto. 170 segnalazioni nel primo anno, di cui solo il 10% trasformate in denuncia. Tra quelle rimaste sommerse anche alcuni casi di stupri di gruppo che richiamano l'orrore dei branchi di Palermo e Caivano. Abbiamo avuto diversi casi in cui sono venuti a raccontarci che in passato avevano subito violenza di gruppo, ma non erano riusciti, non avevano avuto l'appoggio giusto per farlo emergere. Storie di vittime, carnefici e anche testimoni involontari, come quel ragazzo che ha affidato a un biglietto anonimo questa richiesta di aiuto. Io ho assistito ad una violenza sessuale perpetrata da un mio compagno su una ragazzina e io non ho fatto niente. Adesso cosa posso fare? Da questa porta non passano solo studenti e studentesse, ma anche genitori, docenti, personale che cerca supporto per arginare un fenomeno che richiede un cambio radicale di cultura. La scuola ha un ruolo fondamentale in questa emergenza educativa che stiamo vivendo. Noi dobbiamo fare veramente una parte importante, perché a scuola i ragazzi iniziano a sperimentare quelle forme di società, di convivenza civile, per cui devono capire che bisogna stare insieme senza violenza. Sono convinti che è naturale che se io dico sì vengo con te al bar, poi c'è anche dell'altro. Non si rendono conto che io donna posso fermarmi fino al momento in cui anche da spogliata dico no. Per raggiungere i più giovani a volte basta un semplice click. Inquadrare il QR code e collegarsi al sito del telefono rosa dedicato alla stanza 0. Comune e Prefettura di Palermo mettono in atto strumenti per contrastare la criminalità, in particolare dopo lo stupro di gruppo del 7 luglio. Oggi firmato il protocollo nazionale 1000 occhi sulla città. Marco Gullà. Control room e 1000 occhi sulla città sono gli ultimi strumenti messi in atto dalla Prefettura di Palermo e dal Comune per scongiurare episodi di violenza, atti vandalici e furti. Questa mattina in Prefettura è stato firmato il protocollo istituito dal Ministero dell'Interno con l'obiettivo di rafforzare il controllo del territorio, intensificando la collaborazione con la rete di vigilanza privata. Strumenti che Comune e Prefettura mettono in atto in particolare dopo lo stupro di gruppo del 7 luglio scorso. Io da tempo avevo iniziato questa attività che ha significato selezionare, il prefetto ha questo compito di individuare e selezionare gli istituti di vigilanza sul territorio che naturalmente aderiscono volontariamente. Già era partita questa attività. È ovvio che con gli ultimi episodi ho accelerato questa, perché è uno strumento in più che diamo alla città e alla sicurezza della città. Il Comune di Palermo ha invece istituito la Control Room, un altro strumento di vigilanza, e alla domanda se Palermo dopo gli ultimi episodi è una città pericolosa, il sindaco Roberto Lagalla risponde così. Non sfuggirà a nessuno che questo protocollo è un protocollo che il Ministro dell'Interno ha proposto su scala nazionale. Conoscete bene i dati che misurano la pericolosità criminale delle città e sapete benissimo come Palermo non sia affatto collocata, e per fortuna, in cima a questa graduatoria, ma sia ben dopo il 30° posto. Questo ovviamente non ci rassicura, ma soprattutto noi dobbiamo implementare la percezione della sicurezza nei cittadini. A Catania 7 persone sono indagate dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta per incendio colposo per il rogo divampato nell'aeroporto di Fontanarossa il 16 luglio. 7 persone, non 8 come erroneamente abbiamo detto poco fa. 4 di loro sono dirigenti della SAC, l'amministratore delegato Nico Torrisi, il responsabile della sicurezza Giancarlo Guerrera e poi Orazio Condorelli e Antonio Palumbo. Gli altri indagati sarebbero legate a un'attività di noleggio auto dal cui ufficio sarebbero partite le fiamme. L'iscrizione è un atto dovuto per consentire ai periti di eseguire alcune analisi sui materiali. Commozione, rabbia per il video shock con Kevin Laganà pochi minuti prima della strage di Brandizzo. Con i 4 compagni lavorava sui binari malgrado i treni in movimento e si sente uno dei suoi capi ordinargli: se dico treno spostatevi. Eva Spampinato. Ciao ragazzi, vediamo la prossima. Metterò un TikTok fra un paio di giorni.
Sono gli ultimi minuti di vita di Kevin Laganà, il più giovane dei 5 operai schiacciati dal treno che passava sul binario 1 della ferrovia di Brandizzo, nel torinese, mentre loro lavoravano la notte del 30 agosto scorso. Il 22enne di Messina ride, fuma, risponde alle domande dell'interlocutore. Che parte passate? Di qua! Ma in questo video, recuperato dai familiari di Kevin perché lo aveva salvato sul suo cellulare come bozza prima di pubblicarlo sui social e consegnato ai PM di Ivrea, c'è incredibilmente la prova di ciò che si doveva fare e non è stato fatto. La circolazione dei treni non è mai stata interrotta e gli operai della ditta Sigifer non avrebbero lavorato in sicurezza. Secondo l'avvocato della famiglia Laganà, Enrico Calabrese, da questo video sembrerebbe emergere un modus operandi non occasionale, con direttive assai pericolose per i lavoratori, oltre che tanti dubbi sull'adeguatezza tecnica dei sistemi di comunicazione e di sicurezza. Io guardo il segnale appena dico uscirà quella parte, perché i treni passano qua, devo passare gli ultimi treni, alle 10:40 c'è l'ultimo treno. Nei 6 minuti e 48 secondi di filmato si sente una voce che impartisce le disposizioni per il lavoro. Potrebbe essere quella di Antonio Massa, addetto della RFI, indagato insieme con l'altro sopravvissuto, Andrea Gibin, capocantiere di Sigifer. Io guardo il segnale, appena dico via uscite da quella parte, perché i treni passano qua, dovrebbero passare gli ultimi treni. Kevin non sa che questo sarebbe stato il suo testamento prima di morire. I due volti di Catania, tranquilla di giorno, regno dell'illegalità nelle ore notturne. I cittadini chiedono più controlli e denunciano i troppi casi di microcriminalità anche in centro storico. Parte una nuova inchiesta del TG Sicilia, Catania insicura. Emanuela Corsi. Io vivo nel centro storico, si vive bene di giorno e poi di sera ci sono problemi. Una città dai due volti, così Catania viene descritta da chi ci vive. Tranquilla di giorno e insicura nelle ore serali e notturne, soprattutto nel centro storico. Che rubano macchine, spaccano i vetri, girano parecchi extracomunitari molesti, ci sono parecchie aggressioni, è sporco perché fa schifo. Esco, mi faccio le cose che devo fare, poi pomeriggio non esco più. Qualcuno teme che la sospensione del reddito di cittadinanza possa accrescere il disagio sociale e di conseguenza i casi di microcriminalità. Questo reddito di cittadinanza che stanno togliendo è un problema, è meglio che fanno qualche cosa. È un centro storico pericoloso, per esempio si portano gli sportelli della macchina, si portano quelli, di esserci più attivazione nelle forze pubbliche. Girando per il centro c'è chi ci dice di vivere la città senza problemi di sicurezza. Sera esco sempre col cane, mai avuto problemi. Magari domani sì, non lo so. Speriamo di no. Insomma, dipende anche i quartieri, le zone. Poi tutto il mondo è paese. Dopo i recenti casi di violenza tra i giovani, qualcuno denuncia la presenza di troppe bande di ragazzini che non rispettano le regole. È cambiato tante cose, specialmente la gioventù di ora, non c'è più rispetto per nessuno, guarda, c'è un'aria proprio. I vandali ci sono in giro, ragazzi troppo maleducati, c'ho lo schifo. Voi come residenti avete paura? È un po', la notte di più. Cosa succede di notte? Di tutto e di più. Allora, la sera ci sono bande di ragazzini che fanno quello che vogliono, spaccano, rompono, a parte i vari furti costanti e continui delle automobili, pezzi di macchina e come sempre. In centro non manca la presenza delle forze dell'ordine e sono diversi i posti di blocco. I cittadini però chiedono maggiori controlli nelle ore serali e notturne. Cosa chiedete? Più sicurezza, sicuramente. Più certezza delle pene, persone che devono veramente essere prese e punite, perché sennò così non se ne verrà mai fuori. Andremo avanti con altre puntate in questa nostra inchiesta su Catania insicura. Intanto restiamo qui in città. Madre e figlia di 56 e 20 anni sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di avere chiesto 500 euro, il cosiddetto cavallo di ritorno, per far riavere a una coppia di turisti laziali la macchina che gli avevano rubato. I turisti hanno giustamente preferito rivolgersi ai carabinieri, che si sono fatti trovare nel posto fissato per l'appuntamento e hanno
arrestato le donne al momento della riconsegna della macchina. Catania alle prese con le improvvise mancanze idriche. Dopo l'incubo vissuto a luglio, ricorderete, senza luce e acqua, i cittadini si sono ritrovati nei giorni scorsi e fino a ieri a fare fronte ai disagi. Dalla sidra nessuna comunicazione e Roberta Lunghi ci dice tutto. È mancata l'acqua? Sì, è mancata l'acqua 4-5 giorni. Senza poter lavare i bambini, nulla. Arriva profumo di pulito da questo appartamento nella zona alle spalle di Viale Mario Rapisardi a Catania, dopo diversi giorni di interruzione improvvisa dell'acqua in città, tra Nesima, Corso Indipendenza e le vie limitrofe. I rubinetti da ieri sera si sono riaperti e dunque si è dato sfogo alla pulizia profonda dopo giorni difficili. Per 3 giorni abbiamo avuto neanche una goccia di acqua. Ma la sidra vi aveva avvertiti? Non ha avvertito nessuno. Mi sono ritirata per aprire, i rubinetti, una sudata come vuole farsi una doccia o qualcosa. Niente, senza acqua. Ho detto, ma strano, dico, non credo che me l'hanno tagliata. Poi ho chiesto al vicino, no, mi ha detto, di sabato, dice che siamo senza acqua. Dopo l'incubo vissuto durante il mese di luglio a Catania con il dramma dell'assenza di luce e acqua come conseguenza delle altissime temperature e degli impianti non adeguati, lo sfogo e il timore della gente è stato raccolto anche dal Movimento Popolare Catanese, che ha riunito alcuni cittadini. Avendo appreso attraverso i giornali locali di questa situazione che dura da tempo, è giusto fare una protesta che si nomina un generale anche qui, vediamo di risolvere il problema dell'acqua. Questo è lo scatto di una giornata raccontata come la 7ª senza acqua. Il post su Facebook era uno sfogo social che abbiamo raccolto. Ero veramente arrabbiata perché avevo caricato anche i bidoni, portarli fino su perché non ho l'ascensore con le scale e poi oltretutto a versare l'acqua per lavare appunto le stoviglie, ecco. Il coro è unanime, l'acqua adesso c'è, ma la gente troppo spesso a Catania si ritrova a far fronte ai disagi improvvisi. La sidra ha dunque completato i lavori comunicati a qualche cittadino che chiedeva informazioni telefoniche, sebbene per qualcuno il paradosso è arrivato proprio con un getto tanto forte da creare problemi. È venuta grossa e si è rotto il flessibile del bagno e ora io sono senza acqua, ne posso aprire neanche i rubinetti. Operazione antidroga della polizia ad Augusta nel Siracusano, arrestate 3 persone, una agli arresti domiciliari, un'altra sottoposta all'obbligo di dimora, 6 indagati in stato di libertà. L'operazione, chiamata Crack Point, ha sgominato una banda dedita al trasporto, traffico e spaccio appunto di crack e cocaina. Cinema, Matteo Garrone porta alla Mostra di Venezia l'Odissea dei migranti, uno dei temi più importanti degli ultimi 20 anni. Io capitano è il viaggio di 2 ragazzi dal Senegal all'Europa e alla Sicilia attraverso i pericoli del deserto, i centri di detenzione in Libia, le insidie nel Mediterraneo. Eva Spampinato. Donc sëñ bi doon wax ak man que ni daa bëggoon dem donc c'était des pipeaux déglu woon ci yow man ngi may wax ak yow danga ragal wax ko. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio parleremo del Catania e del rinvio della sfida con il Brindisi. State con noi. Di nuovo insieme con il calcio, Brindisi-Catania rinviata a data da destinarsi. L'ipotesi più accreditata è stata quella scelta dalla Lega dopo l'incendio allo stadio Iacovone, dove si sarebbe dovuta disputare la gara. Scartati altri impianti e a rischio adesso c'è anche Taranto-Messina del 18 settembre. Francesco Triolo. Brindisi-Catania è stata rinviata da destinarsi a decisione della Lega dopo che lo stadio Iacovone di Taranto è stato dichiarato inagibile a causa dell'incendio di domenica scorsa al termine della partita tra Taranto e Foggia. La gara era in programma sul neutro di Taranto perché lo stadio brindisino è sottoposto ad interventi di restauro. Il Brindisi ha tentato di trovare una soluzione alternativa cercando un nuovo impianto di gioco in Puglia, ma né Andria né Francavilla sono stati approvati. Il primo perché l'impianto non sarebbe stato adeguato ai canoni richiesti dalla Serie C
il secondo per motivi di ordine pubblico, considerata la rivalità esistente tra tifoserie. Si è tentata anche la strada di uno stadio fuori dalla regione, Matera uno degli impianti presi in considerazione, ma anche questa ipotesi non è stata considerata idonea. Nel frattempo allo Iacovone sono proseguiti sopralluoghi che hanno comunque escluso la possibilità che il match in programma domenica alle 20:45 potesse disputarsi. Così la decisione più logica è stata quella di rinviare la gara ad ottobre. La prima finestra utile potrebbe essere quella in infrasettimanale dell'11 ottobre, un mercoledì in cui è stato già programmato il recupero di Messina Casertana, gara in calendario domenica prossima, ma spostata su richiesta della società campana appena ammessa al campionato di Serie C. Ed a proposito di Taranto e Messina, le due squadre si dovrebbero incontrare la giornata successiva nel posticipo di lunedì 18 settembre, ma a questo punto anche quella gara è a rischio rinvio. Ci fermiamo qui, la TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.